Buonasera all'allenatore dell'Ascari Cefalù Davide Boncore. Grande prestazione e gran vittoria di cuore e orgoglio da parte dei suoi ragazzi. Io oggi non ho aggettivi, non riesco più ad aggiungere aggettivi per questi ragazzi. È da quando ho preso questa squadra che tutti mi prendevano per pazzo perché mi davano per spacciato. Di sana pianta abbiamo iniziato a lavorare con questi ragazzi, si lavora in settimana forti, ho una società alle spalle forte. Sono contento il martedì quando salgo ad allenare questi ragazzi durante la settimana. E se sono arrivato ancora a 2 settimane dal campionato che la matematica non mi condanna, lo si deve al lavoro di questi ragazzi che fanno durante la settimana e dalla società solida alle spalle. Oggi era necessario vincere, non soltanto è arrivata la vittoria ma anche in rimonta. Sì, i ragazzi stanno bene fisicamente, si allenano con l'allegria, vengono il martedì e questa è, per un allenatore è più di 100 vittorie. La più bella vittoria è vedere margini di miglioramento da parte di tutti questi ragazzi. Ho finito la gara con 4-5 2007 in campo e sono strafelice perché sono ragazzi che hanno fame e lo dimostrano durante la settimana. Si vede che la squadra applica in campo i principi tattici del suo allenatore, un gioco molto pulito, lineare. Sì, lavorano forte di transizione, lavorano forte sugli appoggi, lavorano forte durante la settimana e la domenica è il rispecchio. A volte manca la prestazione di qualcuno e lo si sopperisce con il lavoro di altri nella zona del campo.